Bolgheri, la più grande novità e rivoluzione quasi del vino italiano, del vino toscano. 30 anni fa soltanto cinghiali e qualche nota di rosa, e oggi il vino italiano più prezioso, vino rosso italiano più prezioso. E qui siamo con San Felice, azienda che conosciamo tutti per il Chianti Classico, ma che con Bellaia ha cominciato a investire a Bolgheri, crescendo anno dopo anno. E che dire di Bolgheri e del rock? Perché potrebbe essere rock? Beh, di sicuro rock come le rocce di Bordeaux, che troviamo anche in questa denominazione, le rocce che permettono di avere vini di una struttura particolare, non adatta al Sangiovese ma molto adatta a Cabernet e Merlot. Soprattutto qui c'è il Merlot, è il Merlot che dà questa nota di caramello, questa nota di frutta di bosco, questa nota veramente dolce, veramente rilassante, una nota diciamo archetipica quasi del vino, con in più la bellissima nota di macchia mediterranea. Quindi l'elicriso, il mirto, l'alloro, un sottobosco maremmano dove arriva anche la brezza del mare. Questo è Bolgheri e questa è la magia che oggi abbiamo portato qua. Oggi fa caldo, ma vi assicuro che mettendo il naso qua dentro pare quasi di essere al mare.